Sono stati 40.274 i cittadini che in tutto il Nuorese hanno aderito alla campagna Sardi e Sicuri, promossa dalla Regione in collaborazione con il microbiologo Andrea Crisanti. Lo screening ha coinvolto 52 paesi del territorio, che conta circa 150.000 abitanti. Delle oltre 40.000 persone che si sono sottoposte ai tamponi, solo 28 sono risultate positive. Di questi, 12 sono già stati confermati dall'esito del tampone molecolare. Per le altre 16 è attesa la conferma. La proporzione rimane la stessa anche a Nuoro. Sono stati 10.710 i test eseguiti in città nel corso del primo weekend di screening. In tutto sono stati rilevati solo 2 positivi, mentre altre 4 positività andranno confermate col tampone molecolare. Un dato, quello dello screening nel Nuorese, molto al di sotto delle aspettative. La percentuale di persone che hanno aderito si attesta all'incirca al 30%, mentre dopo il successo della campagna in Ogliastra si puntava a un obiettivo tra il 50 e il 65% della popolazione. Adesso le persone risultate negative si dovranno sottoporre alla seconda fase dello screening, che si ripeterà sabato e domenica prossima, questa volta con tamponi rapidi a immunofluorescenza. Ma la campagna, va ricordato, è aperta anche a chi non ha partecipato alla prima sessione di test. Speriamo che la partecipazione aumenti nel prossimo fine settimana, commenta il coordinatore dello screening per la ASL di Nuoro, Antonello Podda, mentre sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Nuoro l'assessora comunale Valeria Romagna ringrazia operatori sanitari, polizia e forze dell'ordine, protezione civile e volontari. Tutti assieme abbiamo lavorato per la buona riuscita delle operazioni.